questo. Mettimi questo. Però Per posto te andiamo qui. Come i proi della banda, se suonasse almeno il gota del più allegra, no? Una marcia funebre, contate belle marce che è, come questa che, ma vengo a parlare con il direttore della banda, Leo, Pino De Magistri, ti dico da suonare il gota più brioso, del più vivace, assomigliami l'uomo. E comunque agora dico anche al sindaco che per me i proi della banda che sono dalla mecca per trovare un altro posto, dai tocca. Maddalena sarà la mondo che la forna, me scommette che lei in camera so a parlare al telefono, con i suoi amici, a che scommette lo scolti. Ma mi dica, cosa si getterà a parlare così? Cosa avrà di conta su cos'è? Per me hai a fare apposta, E poi dopo, quando i deca telefonare, i prendete più. Settimana passata, alla telefonato alla sua amica, la Rita, un'altra di quelle che ha la gola secca, Oh, gli è stato al telefono per più di 2 ore, ma a me dica, cosa conterà le sue cose? Assomiglia. Vabbè dai, da sempre. Adesso ripassa la lettera che go scrive la direttrice del collegio dove è il neo del mio fratello, perché gli vuole aumentare la retta, ma il mio fratello è più mia, perché le può contadì, allora go scrive la lettera. Adesso la rilegge bene. Allora, veniamo noi con questa mia a dirvi con una parola o due. Aspetta, no, a dirvi tutte cazzo, a dirvi che, virgola, scusate se sono poche, ma 350 euro di aumento, giusta, virgola, a noi ci fanno specie che quest'anno, anche che è una parola sua, quest'anno certo, quest'anno c'è stata una grande crisi delle vacche, virgola, per via della mucca passa, punto e virgola, come spero di voi. Vedi che carezzata, femisse, metteme in 2 punti, interessa a me, ma se 2 punti, abbondazium, come diceva sempre il Don Luciano. Allora, deminnati, questa moneta servono a che voi vi consolate dal problema che avete. Punto esclamativo. Perché dovete lasciare in collegio nostro nipote, che lo zio, che siamo noi medesimo di persona, vi manda questo perché mio fratello è analfabeto. Analfabeto o analfabeta? No, analfabeto. E il giovanotto è uno studente che studia, che si deve prendere una laurea e deve tenere la testa al solito posto, cioè sul collo. A ciò, a me piace a ciò, vi mando in regalo una cavagna di broccole e pere, perché se non li mangia lei li devo dare ai maiali e anche l'insalata.
L'insalata. Ma con l'insalata, quella. Al limone. Maddalena! Maddalena! Ma cosa ti seguite lei? Può sempre la chiamare. Maddalena, ma con l'insalata, ha l'apostrofo? Ma com'è l'apostrofo? Dai, Docca, che tal sei? Con l'insalata, e l'asino. Scusami, cosa ti seguite? Ha scritto cosa? A lei la lettera per la direttrice del collegio del mio fratello, perché 350 euro in più all'anno per il mio fratello che fa il contadino a Ietanzio e poi dopo lui alla mia vuole scrivere. Ah sì, perché invece te sei troppo bravo. Anche il cognoscito lettere, viene una confusione unica. Questo fratello, caro mio, oltre che analfabeto, ha anche tirchio e piuc, perché la mia ci ha fatto una ocra, che lui, sai che saresti il Buddha a scrivere la sua lettera mia te. Comunque, bravo da scrivere, bella lettera che l'ho scritta, e anche bella chiara, che perché 350 euro in più all'anno a Ietanze per il mio fratello, col problema della mucca passa che in Gauti stanno. Mucca pazza. E te? Meno male che ti sei riata, ma mi ha sentito che ti mai, eh? Sarei stata molto telefono. Sì, sì, il telefono perché a mia e poi dopo la mente mia, là, che anch'io ho parlato domani in fila dei minuti. Ah sì? A dopo una ventina di minuti la dico. E con chi parlare? Ma assomiglia a me. Alla fine salta fuori lì una che gli ha sbagliato. Dai, la sempre. Fo finta di mi ha sentito. E poi dopo, a spessa ido che ti sei sempre, eh? Ti sei che ti c'è mai e ti trovi mai. Non sei po'. Annibale, ti piace? Ma cos'è che vuoi? La gestione l'ho comprata apposta per te. Per me? A legnare della medaglia? Ma Macaru, ma per te, nel senso di mettere su me per far fare bella figura a te o no? Ad che bella fumina che tagliamo. Sì, anche che lei ha le stesse parole che ti ha detto Luigi Marengo. Ma lui è anche d'estate, se no il ciapi e mette dentro in interview, non si faccia anche per lasciare i rondi. Alla bene. Ma se ti creiamo con che la storia lei del Luigi Marengo, con la figura che mi faccio ieri. Le scappabiate del nervoso che la c'ha fatto e la c'ha che infine al gichè e poi dopo ne pensai proprio poco al fine stai lì e adesso ti dico per l'ultima volta mo che la fa del gelù perché se no vendo e stavolta scherzo è mia vabbè. Te capisce mia cosa godè me di demente il momento. Allora un grosso che messo stomaco pische Ma lei è il rimorso. no allora pische che messo stomaco che tu che è sterco di stomaco Ma a me pensai mia che il tuo sta moriata che è di gelosia. Dopo ti senti che mi da sterco al me passo giù, al me se giù un po' potete, e il me se sposta, te chiede là, senti tutta pulliga. Ti Maddalena, ma sarà mia per caso il Piero che mi ha chiesto? Bambò! E me si è quasi commossa perché credi che tenta vedere del bu geloso del Luigi. Dai, ma adesso mettete a posto, e là, occhi deci, che ti chiede il disagio. Vabbè, se quei disagi allora cambia crata, ne mette una marua, me lo sono tinta. Mettiti in ordine che sei in ritardo. Io, iria, mettete a posto i farini. È mia che ti stellette ti sposa terra.
Potala ore mi bella. Dai, ma le scarpe, ma che mi lo spari? Guarda, le tire mi chiudi a posto e non la fa. Ah, sono messo. Dopo, scusa un attimo, ma la crata, che maniera che la mette mia un po' mia posta, che le pensa sempre su della storta. E date una petenada. Lei vede proprio menta più ardata in che stato lì. Ma fa un pezzo ma cosa? Antica fa, che il culo che le scalfareggi. Signor, vada la solita cambiare, per carità divina. Ma cos'è poi? Se ho detto in del cassetta che hanno detto voi usate azzurro la mostello? Guarda, vuoi che la fa, che parla con te con di bambò all'esterno. E poi dopo che, ma che devo andare a fare? Niente, dico che guarda mia che ti perde tutti. Vabbè dai, ascolta, non ho capito. Domandalo alla Iper. E che comprò una lozione che la ferma e la caduta di che è. Ada Maddalena, lei nella urca il ferma la caduta dei capelli all'elba in me. Che giorno nella urca, aia di gran porcherie. Comunque te, domandega al tuo amico Luigi Marengo, che va in giro con bretti bianchi se almeno al Venice che le pelata, doca. Guarda che Luigi le mie pelate, al caro Michele con carne. E adesso te ne mette di multe là, perché ti la tarde compagni di te, allora mai poi mia est, e ricordi bene, che la dice, la Dolores, che la stasera, che la cacchella, che adesso mi aga, che la dell'impresare, mia che la di sotramore. Guai a che se ti sente parlare anche dopo una volta de urne, de fior di morte e de maniferne, di affliggere. Sì che non è fatto possibile ed è comportare me che puede. Comunque ricorda che a quella lì per mia che non risultate male. Prima o dopo la verità a me che non su e capito. Ma certo, ho capito, ma non la dai, ma penso che comunque anche penseranno ma. E a proposito, guarda che può tirare fuori sotto a lei la casa del mondo, l'ho portata alla lavanderia. Perché la sporca? Ma che sporca, adesso smettere dal bambo. Certo, portata alla L'ho lavanderia. portata alla lavanderia per scondila, no? Mettiamo il caso che la Dolores degna in mente paga fare il giro turistico della casa. Ah, certo, la Dolores la fa il giro turistico della Mecca, la va là nella stanza di lei, la che fa è che sotto la stanza di lei c'è con la casa dei morti. E poi dopo, anche se il fedesi se, me che la Mecca le fa che voglia o no? Assomiglia. Dai. Ma non siete ancora pronti? Ma guardate che stanno per arrivare. Dai. E tu papà, mi raccomando, fai bene la tua parte. Sì, lo so, cosa vuoi dirmi? E credi, anche a me questa cosa non è che piace molto. Perché tu e la mamma mi avete insegnato a essere una ragazza onesta e sincera. Ma vi prego, fatelo per me. Vi giuro che sarà la prima e ultima volta. Poi domani dovremo chiarire per forza. Da adesso vado che così li aspetto, poi li faccio parcheggiare nel cortile qui davanti. Siccome sera è che fosse, spero proprio di vedermi al cimitero. No, aspetta un momento, perché se ti fai parcheggiare nel cortile ma passa mo col piede sbagliato. Perché? Perché hai parcheggiato il carro qui di Svizzera. Ma com'è in Svizzera? Che hanno? O te lo dico, che chi là è andato a Milano e torna via prima di stasera e allora chi dell'agenzia funebre ha andato in albergo, però chi dell'albergo gli amici lì che fedesse nato il carro funebre perché li sta mia me e allora dite mettere che nato la nostra cara, no? Ma perché invece che te pone la nostra casa, hai sentito proprio la perfezione? Ma da te Dolores che potevi? Dai fa della casa o il carro funebre e vedete in casa come sottofondo musicale la marcia funebre. E poi dopo mi massa domande. Ma perché chi ti orgoglierai e perché sono proprio la marcia funebre verso mia? Ma fai prove per il venerdì santo, no? Settimana che è la settimana santa. Vabbè dai, allora li faccio parcheggiare nella strada antilaterale. Sì, bravo. Dai. Tu intanto vai giù dai bandisti e con la scusa di fargli assaggiare un bicchiere del tuo vino, falli smettere un attimo di suonare. Mi raccomando, torno subito, mi raccomando.
Maddalena, ma cosa vuoi che dica come ai genitori del Molusco della nostra stessa? Magari te le siete piena di soldi, chi sarà Kira, magari lui è messo dura, che dica cos'è? Ma perché? Perché ti hai sempre diventato i suoi soldi? Perché i soldi li hai in vita? Perché su Maddalena, in dieta che è di lavoro più importante di su. Ma che per comprare che bisogna fare? Il bello è che mesto che anche ascolta. E comunque se lui rivede che e ha messo dura. L'importante è mia lasciarsi impressionare. Bisogna esagerare. Esagerare? Te l'aspettati? Come esagerare? Ma certo! Se lui vede che mi dice che ha sento, non te ne dirà che è in 50. Se vede che mi dice che è una al mare, non te ne avrà al mare e do in montagna. Esageremo. Se lui vede che a mettere la giudura, l'importante è rispondere per i rimi. E se ricorda che la dizia sempre la tua la mamma. Suona la tua tromba, perché mi suona per te e allora esagera. Vabbè. Mamma, papà, sono arrivati. Dai, intanto che li faccio accomodare. Andate di là a finire di prepararli. Va bene, dai. Che è stato? Oh no, santo Dio, sono un lavoratore. Non che fa? Prego, venite, accomodatevi. Ecco che di là abbiamo la sala da pranzo. Come potete vedere la nostra non è una casa molto grande. Ma cosa dici, Dolores? Per una casa la si aggiudica po' via della grandezza. Bella pulita, ordinata e soprattutto allegro. A me che la cacchè ma dà proprio il senso di allegria. Signora, si dai veramente bene. È fine secolo che è e poi dopo restaura veramente bene. Vai. Ma scusa Dolores, i tuoi genitori dove sono? Mi scuserà signora Nora, ma mio padre ha fatto un po' tardi al lavoro e adesso è di là insieme alla mamma che sta finendo di prepararsi. Anzi, adesso vado di là ad avvisarvi che siete arrivati. Giulio, fai tu gli onori di casa, per cortesia. Con permesso, sono su una Ada Giulio te lo diciamo una volta, la Dolores le proprio avrà seta. Le bella, le buona, le educata. La massima faccia stesso in misura per te. Mamma, guarda che non sono nato ieri. È una ragazza fantastica, unica. E anche i suoi genitori sono delle bravissime persone, vedrai. Ma chi è piaciuto? È il signor Felice, è il nonno di Dolores. Ha l'erpo sud, ma è simpaticissimo, vedrai. Buonasera, signor Felice! Questo è il mio papà e questa è la mia mamma. Come vai? Cos'è gal? Ho il mal di schiena. Piacere, signora Lega, piacere. Me mi si chiama Felice, riposi felice. Ma non si ma le proprio sue. Nora, mi si chiama Nora, mia Elena. Ho capito, si chiama Lena. Nora, mi si chiama Nora. Nora. Mamma, lasciamo perdere, ammettiamo che te ti chiami Lena, altrimenti qui facciamo notte. Non capisco però, perché il cammino si piega, per me deve avere un po' di sciatica. Ma che è sciatica? Sarebbe avuto un po' E da mia come le piegà? Per me all'alerni al disco, come così Tarcisio. Ma cosa quindi siete tu? Per me è un po' d'altrosi, con la luminità che genchi di che. Ma scusa, nonno Felice, ma se te che sta domanda, come mai al cammino si è piegato? O soldato! Che sono un altro soldato in via Alpini? No, udite, come mai al cammino si è piegato? Col messer, all'Israele sciatica. Sciatica! Oltre
E invece mi dispiace, ma ho sbagliato i quater, perché poi mi quelli che la fedessaria mi sono fatta il libraio e adesso me la Mamma, papà, mi presento i genitori di Giulio. Piacere! Accomodatevi! Sei bambo! Ho tanta meditti ed esagerare. Vicino Andreoli, ma come vicino, questa invece è la memoria Corona e Leonora. Ma è Piacere! Me ma facciamo pace Annibale, ma fisse, c'è mica la maniera che era bene. Le alle la memoria. Piacere, Maddalena riposi, in pace. Amen, e comincia voi. E questa è Luisa, la mia sorellina. Ma prego, accomodatevi pure. Facciamo 4 chiacchiere intanto che viene pronta la cena. Tanto non manca molto, vero mamma? Ma certo, Anna, a proposito, lasciami andare là e anche te Luisa, e della dama e la mamma. Esagera sempre. Mamma, veniamo qui io Giulio, dai, così gli fai vedere la tua famosa cucina. Dai, va bene. Ma tu sai per caso dirmi dove si trova l'osso occipitale? io so Annibale che è proprio una bella famiglia. Grazie. Ma oltre alla Dolores e alla Luisa, che è la più piccola, la più buona, e alla moda io te li c'è. O perché ha voluto si stretch con la prima mujer, ses con la seconda e di che tri era anche se me. Sì, esagera. Ma mi dica, ma sua figlia che lavoro fa? Ha un buon posto? Buon posto di lavoro la mestretta, ma la mestretta va alla mattina a fare la contabilità del Berlusconi e la tiene la contabilità del Rai 1, Rai 2, Rete 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e al pomeriggio invece dirige una fabbrichetta di 1500-2000 persone che adesso vuol comprare sia la Fiat che la Volkswagen. Alla sera che la borsa alla la contabilità a 4 ristoranti e prima di andare a letto a dormire, prima di coricarsi, la contabilità a 2, anzi forse 4 Nichete Club. Allora chissà che stipendio che la ciapa. Mi donnaccia esagerata. Stipendio la me Dolores? Ma alla parte che la me Dolores suo stipendio gli acciappa 3 volte la settimana e la 13ª si svolterà. Quando la me Dolores la ciappa o stipendio, a me ma tocca andare là col carro furgonato e quando il direttore della banca al vetteriale fu giù, al befo della banca, al butta svolta per os e ricese la mezzetta in senocci. Ben donnace esagerato. Ma non te la pensa neanche, ma sicuramente la avrà anche un appartamento tutto suo. Appartamento tutto suo la me Dolores, ma la me Dolores ha una a Parigi, una villa a Londra, una villa a New York. E siccome a sa
3 palanchine, ha comprato un superattico ad Abu Dhabi. A Londra del garage alla gadette la Mercedes, a Parigi alla gadette la Rolls Royce, a New York la Ferrari e ad Abu Dhabi 15 camelli. E per parla mia di biciclette che la gasone del garage che due con di rode grandi se e porta pacche È un po' raffreddata la signorina. raffreddata la vedo, ma ha appena passato una bronchite che le è andata un polmonite, ma si è smesso a gruppire e poi dopo e parla mia quel problema che la gamba al seno di destra, la gamba scivola del sinistra o il gombe che incappa su via e lei ci sta libero destra, però lei a lei più. Aveva detto a sua figlia che lei è un burlone e ha sempre voglia di scherzare, ma non pensavo fino a questo punto. Mi scuserà, signor Gino, e anche lei, signora Nora. Non ascoltatelo. Mio padre ha sempre voglia di scherzare. Ya sa che lui è proprio simpatico. E beh, credi di saire in tutta la sua allegria. Ah sì? E del duenera? Ah, sono fino a curioso di sai? Pare che la cacchè o no? Al verso perché lei è una casa gioiosa, forse veramente distensivo. A righe? Ma se ne è un po' la cade. La cade? Ma si indovina. La cade? La cade? Di chi? La cade chi? E sappiamo me? La cade? La cade chi? Ma sappiamo che cade deve parlare lui? Ma la ca dell'albero degli zoccoli o no? Ah, ma quale albero buono? Comunque è proprio una bella casa. E chissà che vista che la ga. Ah, perché alla gana vista basta da fuori che la finestra lì che svetto il campo il campo sportivo, ma siccome che fosca che sborsate da svennegot. Mamma, io e Giulio andiamo di là in cucina a vedere come procede la cottura del galetù. Perché mi sa che i fornelli, Luisa, non è molto affidabile. Con permesso, torniamo subito. È luce ed è che erano strane. Ecco, dopo le restaurare veramente bene. Ma mi dico, che non artigiano? Ah, si è fatta cacca con l'audato. Sai, ma risponde la domanda. Sì, insomma, non è brava, però secondo me è proprio un po' carettie. Ma mi parli un po' di lei adesso, Giugino, che lavora al fatto. E cosa si occupa? Un me laura è piuttosto complesso. Però mi dà modo di trattare con persone molto eterogenee. E ai miei clienti offre di beni di genere virtuali, no? Insomma, a me con un'agenzia di commercio e appunto le disie che intriga di beni se virtuali, insomma compra, ma mia per lui e che io dovrò veramente è mia. Ma certo che l'ho capita! Lui si occupa di compravendita di azioni, no?